Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il cosiddetto decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, in cui viene disciplinato il diritto d'asilo e di cittadinanza. Ma il secondo punto prevede la disciplina della sicurezza pubblica, al terzo amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Il decreto dovrà ora essere inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a sua volta deve autorizzare che la norma venga presentata alle Camere. Nel provvedimento in sostanza viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali solo a determinate condizioni. Vengono introdotti più reati per revocare l'asilo, come violenza sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga. È prevista inoltre la sospensione della domanda d'asilo in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Inoltre è prevista la durata massima di permanenza nei centri per il rimpatrio da 3 a 6 mesi per facilitare l'espulsione degli irregolari. Il decreto prevede anche il completamento, adeguamento e ristrutturazione dei centri già presenti sul territorio e la costruzione di altri. Salvini ha detto più volte che la sua idea è di realizzarne una in ogni regione. Nel caso di sovraffollamento, i migranti in attesa di identificazione possono essere trattenuti anche in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Salvini prevede anche 3 milioni e mezzo per i rimpatri da adesso e fino al 2020. Il sistema SPRAR garantito esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati. Ed infine la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo.